Il pomeriggio su Io Compro Siciliano e con pomeriggio special tutti i giorni dalle 18 alle 18:30 e anche oggi ovviamente io sono pronta insieme a voi per partire per questo viaggio che durerà 30 minuti. Bentornati, buon pomeriggio a tutti, ciao da Cristina Rufino, buon giovedì, quindi ormai è metà settimana, giovedì ci siamo e siamo pronti per occuparci tra l'altro della nostra rubrica Moda e Tendenze. Intanto io vi ricordo ovviamente di visitare sempre il nostro marketplace su www.iocomprosiciliano.com e per la nostra rubrica di oggi do il benvenuto a Flavia Pinello, fashion designer, couturier, Ciao, modellista e consulente. Ciao Flavia, buon pomeriggio e benvenuta. ciao, grazie anzi per l'invito. Grazie a te. Presidente del distretto della moda, stilista e ideatrice e realizzatrice del suo brand Modarte e di altri rinomati brand. Abbiamo qualche difficoltà oggi. Sei piena di sirene, Flavio, dalle tue Sì, parti. sì, purtroppo sì. Ora faccio chiudere magari la porta No. Ma Vabbè, non ti preoccuparti. Non ti preoccupare. Allora, fondatrice dell'atelier Modart che si trova a Palermo, che è un atelier dedito alla creazione di abiti da cerimonia e da sposa, no? Dunque, esatto. Flavia, allora tu in questo momento sei proprio all'interno, no? Sì, sono Dell'atelier. all'interno, esatto, sono allo studio. Infatti per questo un po' passano qualche sirena, non ci posso fare niente. No, non ti preoccupare, non sentivo, io Perdonate. avevo il rimbombo Perdonate. dentro le cuffie, non ti preoccupare. Allora, io intanto ti vorrei chiedere una cosa che sicuramente ti avranno chiesto in tanti. Come avete affrontato questo periodo? Come lo state affrontando questo periodo, diciamo, di stasi, questo periodo fermo a causa della pandemia? Avete continuato a lavorare? Siete riusciti ad andare avanti lo stesso? Diciamo che in questo periodo la creatività imprenditoriale ha dato veramente ha avuto libero spazio perché non si sapeva, c'è stato un attimo in cui matrimoni bloccati, cerimonie bloccate e le fiere campionarie dove chiaramente ogni stilista presenta le collezioni non ci sono state. E quindi c'è chi ha cominciato a lavorare per altri brand, che ha iniziato quindi a disegnare per chi, come per aziende di moda che non hanno sofferto la crisi, ha cominciato a progettare magari altre, altri modi per strutturare la sua azienda, uno tra tutti ad esempio la digitalizzazione o le tecnologie innovative che possono aiutare il processo. Quindi comunque è stato sempre un periodo produttivo, un riposo forzato anche perché noi non ci siamo abituati, però Meno vabbè. male. Certo, però avete, diciamo, tutto sommato siete andati avanti. Allora, tu hai parlato subito di digitalizzazione, no? In tal senso cosa ne pensi? Perché c'è una sorta di reticenza, no? A volte sulla digitalizzazione, anche se comunque se si vuole fare moda bisogna un attimino elevarsi, no? Sì, assolutamente. E capisco che diciamo che la reticenza più grande è chiaramente che il nostro lavoro, quindi è prettamente artigiano. E quando la domanda che mi fanno molti, come si può passare un qualcosa di digitale, quindi computer, su un lavoro artigianale? In realtà non è così fantascientifica la cosa. Ci sono vari software che possono anche aiutare l'artigiano nello sviluppare diversamente un cartamodello o adattare il cartamodello a alla figura di una persona che è a chilometri di distanza. Mentre anticamente si era costretti a viaggiare, quindi con il metro, io stessa l'ho fatto per Sì. andare a vestire l'attrice di turno, quindi l'aereo, il metro, tutto il kit, prendi le misure, torni a casa, fai il vestito, riparti e adesso col digitale tutto questo può essere anche abbondantemente superato e può essere un'innovazione all'interno della sartoria. Però Certo, questa cosa diciamo che si può bypassare, no? Con i tempi che corrono, soprattutto con quelli che stiamo vivendo, insomma, diciamo che si sì, può ma bypassare l'incontro. in questo periodo, guarda, veramente con i rappresentanti dei tessuti o i fornitori dei tessuti abbiamo fatto l'impensabile, tipo abbiamo visto i tessuti online, cosa che non si poteva fare prima, le descrizioni di come i tessuti sono al tatto. Erano cose che Certo. una volta non avremmo mai pensato, o comunque dei video, dei piccoli video che dove ti possono fare vedere un po' la resa del tessuto, il tessuto in movimento. Questo periodo, ecco, ci ha fatto sicuramente capire che il digitale può essere sfruttato molto a nostro vantaggio, Voi anche in un siete, lavoro così, ecco. infatti, è vero, cosa difficile però possibile da fare. Voi siete famosi, Flavia, perché i vostri tessuti sono anche abbastanza, c'è la ricercatezza, no, del tessuto, poi voi avete dei tessuti anche abbastanza particolari, li vogliamo definire di lusso, no? Sì, D'élite? Possiamo sì, definirli così? ma I sì, sì, vostri... definitivamente.
così che mi vanto. No, vantiamoci su. Quindi un'altra bella eccellenza siciliana. La vostra clientela, che tipo di clientela è, Flavia? E, allora, all'inizio quando abbiamo aperto seguivamo l'idea di vestire tutti. Ora quest'idea un po', non dico che ce la siamo fatta passare perché non è così, ma abbiamo capito che la nostra clientela è una clientela di tutti i ceti sociali, di tutte le categorie, perché comunque questa è una cosa che mi piace dirla, non è che l'abito su misura è un lusso, ma non per questo deve costare chissà quanto, perché a volte anche la ricercatezza può essere nel taglio e non nel tessuto, quindi si può fare lo stesso la differenza, ma è comunque una clientela informata, cioè sa che quando viene da noi viene perché cerca quel capo che non troverà sicuramente negli altri negozi o avrà una cura al dettaglio che di solito non c'è. Certo, per quanto riguarda i colori, allora sono molto curiosa, no? Perché comunque abbiamo parlato di quelli che sono i colori più gettonati, tra virgolette, no? Di questa stagione, di questa primavera-estate 2021, ma per quanto riguarda gli abiti da sposa e gli abiti da cerimonia, Sì. cosa... Ecco, dimmi un po' tu, per No, quanto io già riguarda gli rido. abiti da cerimonia, che colori dobbiamo indossare quest'anno? Allora, ogni anno vengono decretate, diciamo, delle tendenze per quanto riguarda i colori campione, i pantoni, i famosi Esatto. pantoni. Bene, quest'anno, e io rido per questo, si porterà molto il giallo fluo e il grigio perla. Ok. Quando io alle mie clienti dico che si porta il giallo fluo, fanno delle espressioni abbastanza tristi. Perché cito una cliente di ieri, mi ha detto: guarda, io come evidenziatore ancora per un matrimonio non mi ci vedrei. Effettivamente dico, non c'è solo questo, questi sono i più gettonati, ma poi ci sono i classici must che non se ne andranno via e comunque c'è tutta una paletta colori che io sono brava, Vai, vai. ho Sì, studiato e sì. te l'ho fatta vedere. Come vedi c'è il giallo fluo, ma non c'è solo il giallo fluo, ce ne sono tanti altri che sono di tendenza quest'anno e si porteranno anche il prossimo anno, non so se si vede qua, fino al 2022, Ok, vedi? Ma non c'è perfetto. solo il giallo fluo, quindi comunque a chiunque mi fa questa domanda può essere tranquillo, non è costretto a vestirsi solo come evidenziatore. Ma io lo sapevo che i colori, secondo i Pantone, vabbè, erano il giallo e il grigio quest'anno, però Esatto. non pensavo che fossero anche i colori degli abiti da cerimonia. Un po' strano, no? Assolutamente sì, no, assolutamente sì. E la cosa triste è che l'abbinano spesso anche come fantasie di tessuti a delle strisce, no? E quindi ti trovi con dei tessuti tipo stile ape Maia. Non è il caso. Però dico, non si porterà solo questo, quindi fortunatamente c'è tanto altro. Certo, allora vogliamo dare un'occhiata al vostro atelier, se sei d'accordo, Flavia? Ma sì, dai, volentieri. Andiamo a vedere, vediamo un video. I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess. Bello, cosa abbiamo visto in questo video? Tutto quello che succede praticamente all'interno del tuo atelier, esatto?
Sì, intanto ringrazio, con la scusa, ecco, ringrazio il mio staff, Daniela Trentacosti, fotografa, e Carmen Molinelli, il grafico, che mi accompagnano sempre, perché comunque io posso avere una visione, ma poi chiaramente loro ne hanno un'altra e questo ci completa tanto. E lì si vede come nasce una collezione, quindi tutto quello che c'è dietro, dalla ricerca del tessuto che di solito avviene 2 anni prima. Infatti, ad esempio, noi già stiamo finendo i campionari 2022 per quanto riguarda la cerimonia, e i tessuti li abbiamo già scelti e selezionati l'anno scorso. Poi tutto quello che comporta gli scatti, tutta l'impaginazione, insomma c'è un lavoro enorme che chiaramente serve uno staff dietro, che non dorme con me, che mi odiano costantemente. Che all'ultimo minuto ti chiamo, oh ma c'è una sfilata, andiamo! E loro mi detestano, però dico insomma. Vabbè, che tipo di capo sei? Sei un capo abbastanza esigente, Flavia. No, allora, io mi dicono, staccano vista, cioè finisco di lavorare magari alle 4, faccio una doccia e alle 6 ricomincio. E loro invece sono quel tipo di staff che veste il capo, il tipo no, questa cosa non la devi fare così perché secondo me al pubblico non piace, questa cosa la devi dire così perché non siamo nella tua testa e tu la devi spiegare meglio. Quindi alla fine sono loro che fanno terrorismo psicologico, anzi se mi stanno seguendo Ma hai qualcuno... save the stilista. Ecco, ma c'è qualcuno che ti sta guardando che ce l'hai proprio lì a portata di mano, diciamo? Che ti No, ma sta... so che mi seguiranno perché poi così mi possono vessare dopo. Va bene, allora io lancio un appello, visto che comunque voi state seguendo questa puntata di Pomeriggio Special e quindi la vostra Flavia Pinello, scrivete sotto la diretta, ovviamente, e ditemi com'è Flavia e se avete delle cose da dirle. Siate cari, Flavia sei unica, scrive Verdiana Nicazzi, è una delle Oh. più... Carissima Flavia, scrive Donatella Orlando, hai visto? Però, Meno male, insomma, meno male. carine. Meno Sono male, carine. no, sono carini, Allora, a sì, no. proposito di tessuti, invece, cosa mi dici, Flavia? Ci sono delle novità per questa collezione 2021? Come deve essere il tessuto per essere al top? Che tipo di tessuti utilizziamo per gli abiti Allora, da cerimonia? in questi ultimi anni, fortunatamente, aggiungo, c'è stata anche molta ricercatezza su quello che è etico, e questo si è riportato anche sui tessuti. Mentre prima non si dava importanza alla provenienza, quindi se poi c'erano anche degli effetti che potevano provocare allergie sulla pelle delle persone, tutto questo è una cosa che diciamo prima non aveva importanza, non si sapeva la provenienza, il tipo di lavorazione, anche il tipo perché alcuni tessuti vengono colorati in delle vasche. Quindi mentre vengono filati sott'acqua vengono colorati. Questo chiaramente comporta un livello di inquinamento notevole. Da un paio d'anni da questo tipo di lavoro è cambiato, e quindi anche quando le aziende ti presentano il tessuto hanno una serie di certificati. Noi come atelier cerchiamo il top da questo punto di vista, anche perché ti devo dire che alla lunga premia, perché un capo che poi alla fine per quanto può essere lavorato bene, ti crea un problema allergico addosso, comunque non è un buon capo. E comunque tutto questo è da un paio d'anni anche attenzionato dal governo, ti devo dire. Ecco, Quindi anche da questo punto di vista si parla molto di moda etica, anche di moda circolare, e poi ci sono alcuni tessuti a fibre naturali, tra cui alcuni siciliani che vengono fatti con le arance. Anni fa se ne è parlato tanto, poi sono sparite queste ragazze, adesso sono tornate, io sono una loro grandissima fan, perché no, dico, alla fine abbiamo tanti valori qua all'interno del nostro territorio siciliano, e quindi cerchiamo di sfruttarli al massimo. brava. Tra l'altro il vostro atelier è anche conosciuto perché presta particolare attenzione, no, diciamo, ai dettagli, alle definizioni degli abiti. Esatto, Flavia? Assolutamente sì, e poi da un paio d'anni è successa una cosa strana. Pensavo che quando si diventa uno stilista indipendente si segue una strada che non è spesso facile, perché chiaramente ti scontri un po' con il mercato, un po' con le case di moda, sei solo, perché poi hai deciso di essere a sé stante rispetto a tutto il resto. Invece da Abbiamo un forse paio qualche difficoltà con Flavia, regia, comunica, forse sono io, non so chi è che è caduto. Comunque Flavia, dicevi? Mi Eh, senti Flavia? sì, sì, io ti sento. Invece Ok. da un paio d'anni adesso come atelier ci siamo anche messi a sviluppare
modellistica e design anche conto terzi, e ti devo dire che questa cosa viene molto apprezzata, quindi alla fine anche a livello della moda si riesce a fare sinergia e perché no, dico anche un po' di moda international, non guasta mai. Perfetto, che non guasta, diciamo assolutamente no, diciamolo proprio. E parleremo tra poco anche di questo. Voi intanto continuate a scrivere. Allora, tu sei anche presidente del distretto della moda e lavori attivamente per programmare il rilancio del settore in vista appunto della tanta agognata ripresa Sì, post-Covid, in collaborazione con Comparto Industria e Confartigianato, no? sì. E ha l'idea di rendere l'artigianato praticamente, di rendere l'artigianato sempre più competitivo. Questo è quello a cui miri. Esatto, esatto. Sì, diciamo che nelle ore notturne, quando non riesco a prendere sonno, mi piace fare pure quello. No, va bene, è una cosa che doveva nascere anni fa, è un distretto della moda siciliano e non è successa per una serie di motivi che non sto qua ad elencare e quindi poi alla fine io e un gruppo di gente che crede nei sogni abbiamo preso in mano la situazione. Chiaramente quando siamo stati costituiti abbiamo avuto la fortuna che è scoppiata la pandemia e questo ha rallentato tutto il processo per creare un programma serio e concreto, però dico, ci stiamo muovendo con notevoli difficoltà, è inutile negarlo, perché se già le aziende siciliane erano un po' indietro rispetto al resto del mondo come competitività, chiaramente il Covid non ha fatto altro che aumentare all'ennesima potenza tutto questo. Però forse da un punto di vista, diciamo, organizzativo non è male, perché Mm. potrebbe essere anche un taglio netto col passato, secondo me. Quindi Quindi vediamo una la... ripartenza proprio a Sì, 360 gradi. sì, forse se non ci fosse stato il Covid, alcune aziende della Sicilia non si sarebbero rese conto di quanto erano indietro o di quello che poteva, che, che la sartoria necessitava di un cambio, ecco, ma non soltanto la sartoria, perché poi all'interno del distretto ci sono aziende che trattano gioielli, insomma, c'è veramente tutto per quanto riguarda la moda, quindi non è soltanto sartoria, dall'oggettistica, spaziamo a 360 gradi, però poi alla fine ci siamo resi conto che per quanto riguarda programmazione, innovazione, erano delle problematiche che coinvolgevano tutte le aziende. Ecco, allora speriamo che queste problematiche comunque verranno vabbè, già le stanno affrontando Sì, le no, problematiche, quindi c'è le una stiamo sorta di affrontando. ripartenza anche da questo punto di vista. Andiamo a vedere una bella sfilata, se sei d'accordo, Flavia? Ok, ti posso dire Ok. no? No, 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 quindi... no. No, sei d'accordo, Flavia, dimmi di sì. Assolutamente sì. Ok, andiamo. Sing our own decline, heading deep down, we're hanging on to sweet nothing's left behind. Deeper down, deeper down, deeper down, deeper down, down, deeper down. Build all those bridges, don't watch them thin down to dust, or blow them voluntarily out of constant trust. The clock is ticking, its last couple of clocks, and there won't be a party with weather in front. Build all those bridges, don't watch them thin down to dust, or blow them voluntarily out of constant trust. The clock is ticking, its last couple of clocks, and there won't be a party with weather in front. The shallower it grows, the shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the deeper down. Che bella Eh, questa sfilata. Sono tutti abiti ovviamente del tuo brand, no? Della Tilermo d'Art. Assolutamente sì, la sfilata è stata fatta l'anno scorso a Salerno a settembre ed era la collezione 2021, quella che adesso è in atelier addirittura, quindi viene fatta, visto? Ecco, esatto. Quanto ti manca questo? Quanto ti mancano, Flavia, queste sfilate?
Tanto oppure ormai Tanto. diciamo sì. Tanto, tanto, perché comunque non è la stessa cosa, cioè la gente ha bisogno di toccare il tessuto, di vederlo, proprio il vedere il movimento, anche se lo fai in fotografia, ma non è la stessa cosa comunque, quindi È vero. manca tanto. E a questo si ci aggiunge che comunque quando tu presenti una sfilata è un po' come se ti metti a nudo, quindi tutta la tensione. Ecco, forse il cartaceo da questo punto di vista mi sta salvando, perché quando esci e guardi il pubblico, no? E vedi un po' le espressioni che hanno fatto, capisci se è andata bene, se è andata male. Quindi in quell'attimo, infatti tutti mi dicono, perché quando esci non sei sorridente? Come faccio? Perché io là in 2 secondi capisco come se ci sono state cose che sono andate bene oppure no. E questa tensione manca, perché è di stimolo. Certo, molto. Ma quando finirà tutto questo caos, diciamo, no? Quando tutto questo Eh. passerà, questo brutto incubo, tu ti sei un po' digitalizzata, no? Ultimamente, ma tornerai, hai voglia di tornare a toccare proprio i tessuti con mano? Sì, già andrò intanto alla prossima fiera dei tessuti, andrò lì, che sono capannoni enormi con tutti gli espositori di tutto il mondo. Credo che mio marito mi sequestrerà bancomat, carte di credito prima che entro, perché io comprerò tutto, toccherò tutti i tessuti e poi non lo so che altro farò, però sicuramente perché manca tutto questo, mancano proprio anche i rapporti umani. Quando tocchi una seta, vedi un po' il pattern, la fantasia come è stata fatta, ti confronti con chi l'ha creata e dici ma tu cosa hai pensato, ma la potresti fare così, il fiore lo potresti ingrandire, cioè c'è tutto un mondo dietro Sì. che comunque anche se ci siamo sentiti con le varie call, no? Questi modi di dire ormai inglesi, però non è la stessa cosa. Altro che se non è la stessa cosa, ma le tue clienti, allora tu hai prettamente, tu realizzi soltanto abiti per le donne, esatto, quindi la tua Sì, collezione è una sì. collezione esclusivamente femminile, ma hai anche clienti che comunque sicuramente arriveranno da altre parti, non solo siciliane. Sì, sì, ad esempio per ora ho 2 spose che dovevano venire dalla Germania, Ecco, tra cui divertente aneddoto perché sono 2 ragazze che si devono sposare, quindi mentre una parla anche l'italiano, l'altra no. Ora il problema nasce quando perché entrambe non vedono l'abito da sposa, quindi una non sa come l'abito da sposa e l'altro. Quando io devo farmi fare da interprete, quella ragazza che parla tedesco, e quella poverina non può vedere il vestito, nascono le comiche, perché io le ho messo la cuffietta, no, da notte, quella che si mette per gli occhi, e mi fa da interprete sentendo un po' quello che le dice la fidanzata, quindi e noi cerchiamo di non farle capire com'è il vestito in tutto questo, e nascono proprio delle scene comiche che non ne hai idea. L'altra volta si discuteva della scollatura, a un certo punto lei fa: io non lo voglio sapere com'è la scollatura. Ora, vabbè, certo, ma poi loro questa cosa. riusciranno a venire da te a provare l'abito, no? Non lo sappiamo, non lo sappiamo. Ora mi dicono, mi hanno scritto che il matrimonio dovrebbe essere confermato ad agosto, Ok, però intanto la Germania è chiusa. sì, quindi Quindi insomma. non c'è un problema. Ecco, loro mi manderanno le loro misure, faranno una scansione del corpo e poi vedremo come portare avanti i vestiti senza che magari lo possano provare fisicamente. Probabilmente saremo costretti a fare tutto in digitale, però mi Mamma. manca quel contatto umano. Altro che, guarda, allora andiamo a salutare un paio di voi velocemente, vediamo un po' chi ci viene a trovare. Luca Leonardi, hashtag io compro siciliano, ciao Luca, buon pomeriggio. Mimma Pilo Piera Pace scrive, ha fatto il vestito di mia nuora, stupenda. Meno Ecco una male. bella testimonianza, ecco una bella testimonianza. La perdoniamo anche se ci chiama all'ultimo, è Eccola vero. là. Sì. No, no, lei è Carmen, la grafica, hai visto? Lo sapevo che mi stavano. Vabbè, dai, vabbè, un messaggio un po' così ogni tanto ci sta, No, però no, hai no, visto ma che anche la tua mi grafica vogliono, ti vuole bene. mi vogliono bene, mi vogliono bene. Mi Ma perdonano, dai. no, ma sicuramente Flavia, ti sei far voler bene anche perché sei veramente molto simpatica, quindi altro che. Dunque, torniamo a parlare del distretto di moda. Tu sei presidente, l'abbiamo Sì. già detto. Allora, parlami un po' di quelli che sono i rapporti commerciali con Mm. la Russia, la Cina, cosa sta per accadere, cosa è accaduto, cosa accadrà. E allora, beh, noi siamo nati da un annetto ormai, quindi quello che è accaduto prima in realtà erano tante aziende sole,
lasciate un po' allo sbaraglio da questo punto di vista, che dovevano un po' guardarsi le spalle a livello legale, perché quando tu ti rapporti con un buyer estero non sai se è un buon pagatore, se ti sta prendendo in giro, se il contratto che ti mette davanti è vessatorio oppure no, quindi erano tutti lasciati soli. Ora con il distretto chiaramente si farà tutta un'erogazione di servizi in modo tale da cautelare queste aziende. Noi cerchiamo di creare opportunità commerciali, cioè il prossimo passo sarà quello, cercare di creare più opportunità commerciali facendo un fronte comune, facendogli sentire che non sono soli. Poi vedremo un po' come si muove anche il mercato, perché se io faccio una cosa non è detto che, cioè magari il mio prodotto può trovare il suo mercato in Cina, un altro può trovarlo in Russia. Certo. Anche questo va un po', perderemo sicuramente un po' di tempo nell'organizzarci da questo punto di vista, perché non tutti i prodotti vanno bene per tutti i mercati, c'è un bel lavoro dietro. Mamma mia Flavia, ti capisco, da lavorare hai da lavorare molto, diciamo così, altro che. Sì, io ti dico il nome, Mythos, tu mi dici Mythos, cos'è? Mythos è un sogno, viene sicuramente già all'orecchio, un po' ti richiama alla Grecia. Sì. È un sogno che spera di riportare nel giusto, diciamo, nel giusto mercato le aziende siciliane, perché sono state per troppo tempo messe da parte. Ecco, speriamo che le aziende siciliane insomma ripartano, speriamo che tornino a vivere dei momenti d'oro, diciamo così, hanno Sì, tutta anche perché nostra. all'interno del Mythos ci sono tante eccellenze che veramente ci invidiano. Ho gente che fa da façon per le grandi marche, cioè producono per le grandi marche e non lo sa nessuno. Veramente c'è tanto all'interno del distretto della moda. Ecco, quindi le nostre eccellenze siciliane hanno tutto il diritto, insomma, di portare la nostra terra in giro per il mondo, di essere valorizzate come tra l'altro Esatto, è giusto che sia. esatto. Com'è la tua giornata tipo, Flavia? Raccontami un po', tra poco scopriamo che cosa tu fai da quando praticamente ti alzi la mattina a quando arrivi in ateliere a quando poi forse torni a casa. Allora, la mia giornata tipo, normalmente nel periodo invernale ha degli orari più normali, però non esistono vacanze. A questo proposito ricordo che una volta parlai con uno dei primissimi rappresentanti che prendeva il mio campionario, lo portava in giro, e sotto le feste di Natale ha avuto, considera che ho iniziato 10 anni fa, ragazzina, una crisi di pianto dicendo: ah, ma tutti vanno in vacanza, festeggiano il Natale, io no. Lui, uomo di ghiaccio, non potrebbe fare questo lavoro, altrimenti mi guarda e mi fa: cioè tu da stilista vorresti andare in vacanza? E io, sì, perché? Che ho chiesto? Hai sbagliato lavoro. Te ne sei resa Perché? cioè tipo colpo al cuore, da là ho capito che in effetti è un lavoro impegnativo. Comunque, mi sveglio alle 7, inizio a guardare mail e tutto quanto, perché poi so che comunque dovrò essere aggiornata, sono abbonata a 260 riviste del mondo della moda, tutte online, quindi la mattina mi aggiorno velocemente su quello che succede. E poi arriviamo in atelier, si comincia subito con prove, tessuti, realizzazione dei vestiti e così via. Magari nel pomeriggio si fa qualche prova, perché io preferisco farla intorno alle 5, le mie clienti confermeranno. Poi da là, appena loro vanno via, noi ricominciamo a lavorare. A quel punto viene mio marito, mi preleva forzatamente, mi dice: sono le 9, non te ne sei accorta, andiamo a casa. Questo è in inverno. In estate invece, che di solito arrivano i matrimoni, le cerimonie, arrivano le sfilate, perché poi tutto va a coincidere sempre nel momento più opportuno, e si fanno anche le 4, le 5 del mattino. Certo, vabbè, non hai orari, diciamo, abbiamo capito che in estate non No, hai orari. passa Claudio Italiano, un mio amico che fa sartoria uomo, vede le luci del laboratorio acceso e mi chiama e mi fa: ma vai a dormire. Ormai lo sanno tutti, sei famosa anche per questo, a parte per le tue collezioni e per il tuo brand. Ma sei stata alla Milano Fashion Week? No, quest'anno ovviamente no, Ah, non siamo andati da nessuna parte quest'anno, abbiamo fatto tutto in digitale e poi ci siamo resi conto che in digitale i nostri clienti compravano, ma chi non ci conosceva no. E certo. quindi andare in digitale non aveva senso, e quindi abbiamo deciso di progettare e strutturarci in altri campi.
Va bene, ma comunque non vi siete fermati mai, questo è quello che conta, Flavia. Andare sempre Paranoia. avanti, mai fermarsi. Paranoia. Flavia, noi siamo arrivati al termine di questa nostra chiacchierata, io ovviamente ti ringrazio. Ricordi tu dove siete, dove vi possiamo trovare? Noi siamo in via Terra Santa 123 a Palermo, in zona Nota Bartolo, oppure poi ci sono tutti i social, basta che si cerca Moda Arte di Flavia Pinello e subito spuntiamo. Esatto, allora buon tutto anche a te, grazie per essere stata mia Grazie a ospite voi. oggi, un abbraccio grandissimo, grazie Flavia, grazie Ciao. mille, ciao, ciao. Allora siamo arrivati al termine anche oggi della nostra puntata dedicata a Pomeriggio Special, grazie a Cristina Ruffino, domani si ritorna con i viaggi di Io Compro Siciliano insieme alla nostra Selina Alcalà, quindi domani appuntamento alle 18, grazie Paolo Gatte Regia, Marzia Redazione, un bacio a tutti voi e grazie per averci seguito. A domani, sigla.